Buongiorno, benvenuti al nostro Focus TG. Siamo in onda anche oggi in diretta per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Noi siamo già collegati con Palazzo Balbi, sede della Regione del Veneto, dove inizierà fra pochi istanti una conferenza stampa del governatore Luca Zaia. Si parlerà di un accordo, di un rapporto con la Guardia di Finanza, ma si parlerà anche e soprattutto poi di emergenza coronavirus. Per noi c'è già collegato Filippo Fois della nostra redazione veneziana, gli diamo immediatamente la linea. Infiltrazioni della criminalità organizzata. Noi siamo una regione che fino a qualche tempo fa pensavamo completamente libera da certi fenomeni. Certo è vero che il Veneto ha conosciuto delle associazioni malavitose locali, anche soprattutto negli anni '80, e capite che cosa intendo, però già dall'inizio della prima grossa crisi, quella del 2008, in effetti c'erano stati dei campanelli d'allarme sulla possibilità di forti infiltrazioni di malavita organizzata nell'ambito imprenditoriale veneto. Questo avviene in tutti i periodi di crisi, quando c'è bisogno di capitali, di fondi, l'accesso al credito magari non è così facile. In questo caso proprio arrivano, e ci è stato spiegato molte volte nel corso di questi incontri con le forze dell'ordine, arrivano queste associazioni che adesso escono anche rinforzate per quello che riguarda la crisi del Covid, che è stata una seconda mazzata economica, possiamo dire, dopo quella della crisi del 2008, per cui l'attenzione è tornata ad essere molto alta. Lo confermano anche il fatto che ci sono 3 processi attualmente in corso in Veneto per mafia, 'ndrangheta e camorra. Questo proprio e in alcuni di questi c'è la regione che si è costituita parte civile, che quindi si ritiene, come dicevamo prima, parte lesa in nome della collettività di questo tipo di fenomeni. Da questo punto di vista, questo è uno dei problemi, probabilmente adesso vedremo se se ne parlerà oggi. Ce n'è poi un secondo che chiama in causa anche le regioni. Oramai le nuove tecnologie hanno aperto la strada a nuovi crimini, come sono quelli informatici. Voi avrete tutti letto ciò che è accaduto e che sta ancora accadendo nella regione Lazio, dove c'è stato un attacco informatico. I cosiddetti hacker sono entrati nel sistema informatico della sanità della regione Lazio, di fatto bloccando quella che è l'attività sanitaria del Lazio. Ecco, da questo punto di vista c'è stato un rafforzamento davvero molto robusto dell'attività anche della Guardia di Finanza a contrasto di questi fenomeni. Naturalmente non si può mai fare abbastanza, perché si tratta, come la tecnologia che avanza, si tratta di un continuo evolversi anche delle tecnologie, e di pari passo con le tecnologie si evolvono anche i modi chiaramente per realizzare dei crimini. Quindi da questo punto di vista diciamo che è un continuo work in progress, un continuo studiare tutte le nuove forme che possono essere applicate per poterle contrastare. Oltre ai crimini informatici poi ci sono i capitali stranieri. Questa è stata una cosa che se ne è parlato molto, soprattutto a Venezia. Il fatto è qua, per certi versi ci ricolleghiamo con le infiltrazioni, una serie di, e siamo legati al turismo, una serie di capitali che stanno entrando in gioco per acquistare, per esempio per quello che riguarda la situazione veneziana, alberghi o altre attività commerciali legate al turismo, della quale è un po' difficile capire la provenienza. Non è detto necessariamente che si tratti di qualche cosa di non legale, però generalmente è molto difficile ricostruire la filiera di quello che di questi soldi, proprio perché arrivando da paesi stranieri, anche le stesse forze dell'ordine ci hanno spesso detto, è veramente molto complicato capire e riuscire ad avere dai paesi di origine le informazioni necessarie per poter stabilire se queste cose, insomma, se si tratta di capitali legali oppure no. Questi sono alcuni degli argomenti che naturalmente potrebbero essere al centro dell'incontro di oggi, compreso anche, per esempio, noi sappiamo che c'è un grosso problema di contraffazione,
regione, qui a Venezia come più in generale nel resto della regione, che è uno dei campi nei quali si applica l'attività della Guardia di Finanza. Noi abbiamo visto, come vi dicevamo prima, arrivare poco fa il comandante regionale della Guardia di Finanza, il generale Mainolfi. È stato accolto dall'assessore all'istruzione e al lavoro Elena Donazzan, dopodiché si è recato è stato accompagnato poi allo studio del presidente della regione Luca Zaia. Tra poco dovrebbero arrivare qui proprio per farci sapere, per iniziare la conferenza stampa. Sempre per quello che riguarda l'attività della Guardia di Finanza, sappiamo che ci sono crimini grandi e piccoli che si possono verificare, e stavamo dicendo proprio come il fatto che la differenza stia poi nel fatto che o la grossa diffusione di un piccolo crimine, oppure nel caso naturalmente dei grossi capitali, un paio, 2 o 3 fenomeni molto grossi possano interessare tutta la collettività, ed è qui che naturalmente ciò che avviene poi chiami in causa tutti, e la regione, che diciamo per esempio per quello che riguarda i processi contro la criminalità organizzata si è costituita parte civile, insomma entrano in gioco proprio gli interessi collettivi, che quelli che si vogliono difendere in questi casi. Come vedete si stanno preparando i microfoni, tra pochissimo dovrebbe arrivare il presidente Zaia, iniziano anche a prendere posto i colleghi che sono stati fatti salire adesso dal personale della regione. Questo significa che più o meno dovremmo esserci. Oggi per un giorno perlomeno la crisi della pandemia del Covid passa in secondo piano. Ci sono state diverse novità che sono state annunciate nel corso delle ultime conferenze stampa, e anche l'appello per questi 200.000 dosi di vaccino che sono disponibili. Il Veneto è più o meno nella media nazionale per quello che riguarda la copertura vaccinale, e da questo punto di vista insomma si conta di arrivare verso settembre a una copertura che credo arrivi al 60%. Scusate il controllo perché sembrerebbe che ci siano dei movimenti. No, però è ancora un falso allarme. Noi abbiamo visto, lo ribadiamo, arrivare il generale Giovanni Mainolfi, che è il comandante della Guardia di Finanza, il quale in questo momento è assieme al presidente della regione Luca Zaia. Tra poco arriveranno qui per stipulare questa convenzione tra la regione e la Guardia di Finanza del Veneto. Scusate se noi abbiamo visto scusate, mi è sembrato di vedere arrivare l'assessore Donazzan, ma era un falso allarme. Dunque, prima stavamo parlando, lo ricordiamo anche per chi si fosse messo solamente adesso alla visione, che sono parecchi i temi che sono sul piatto e che interessano la nostra regione. Abbiamo parlato di evasione fiscale, abbiamo parlato di infiltrazioni della criminalità organizzata, ancora abbiamo parlato di frodi informatiche che possono colpire i singoli cittadini, così come possono infiltrarsi, come è accaduto per quello che riguarda la Regione Lazio, nei sistemi informatici di un ente importante come una regione. C'è anche da dire poi che l'attività della Guardia di Finanza qui in Veneto differisce rispetto ad altre regioni italiane anche dalla collocazione geografica, che è naturalmente diversa rispetto a quello che, per dire, potrebbe essere il Lazio. Il Veneto fa parte del nord-est e quindi della porta d'ingresso in Italia da parte dell'est Europa, quindi anche da questo punto di vista per quello che riguarda traffici, ovviamente in questo caso illeciti, l'attenzione è massima, e soprattutto l'attività della Guardia di Finanza si esplica anche in questa maniera, così come per quello che riguarda il riciclaggio di capitali. Anche in questo caso ci ricolleghiamo a quello che dicevamo prima per quello che riguarda la criminalità organizzata.
ci sono dei capitali che vengono impiegati adesso soprattutto in questo momento di crisi per rilevare delle società oppure per rilevare degli esercizi commerciali di cui è difficile stabilire la provenienza. In questo momento stiamo vedendo arrivare, io non so se riusciamo a inquadrarli perché sono totalmente contro luce, però dietro il leone di San Marco ci sono il presidente della regione Luca Zaia, il comandante regionale della Guardia di Finanza, che lo vedete a destra il generale Giovanni Mainolfi, alla destra del generale c'è l'assessore al lavoro e all'istruzione Elena Donazzan. Eccoli che arrivano, per cui la conferenza stampa può iniziare. Signori, buongiorno. Buongiorno. Elena, vieni qui. Sì, grazie. Parti te, vieni. Parto subito. Allora, buongiorno a tutti. Per me è un motivo di grande orgoglio presentare oggi la firma di questo protocollo tra la Guardia di Finanza, il Comando regionale del Veneto con il generale Mainolfi, e la nostra regione firmerà il presidente Zaia. Il ruolo della Guardia di Finanza nella tutela della buona economia è fondamentale. Però conosciamo già le problematiche particolarmente aggressive su cui in particolare dopo la pandemia la nostra parte produttiva sana della regione con la quale è costretta a fare i conti. Per questo ci vuole molta formazione degli uomini e della struttura della Guardia di Finanza. Noi abbiamo come regione una credibilità importante nell'ambito formativo e quindi quando con il generale comandante abbiamo ragionato di questo, immediatamente le strutture hanno provato a scrivere questo protocollo che oggi trova il compimento. Quindi il Veneto metterà a disposizione ciò che è in grado di fare in termini di formazione per aiutare gli uomini, la struttura della Guardia di Finanza ad essere di aiuto per l'economia del Veneto. Io ringrazio veramente di cuore il comandante perché ha dimostrato grandissima sensibilità e il presidente che ha voluto dare ovviamente il massimo lustro a questo protocollo. Grazie Presidente, grazie Elena. In verità è la Guardia di Finanza che ringrazia un'istituzione fondamentale che in questo percorso ci è stata assolutamente vicina e devo dire siete stati indispensabili perché ad un certo punto del nostro percorso abbiamo dovuto interrompere una certa attività che stavamo portando avanti, poi un bel giorno sei capitata sulla nostra strada per caso e ci hai aperto le porte del tuo ufficio e quindi sono io che dico grazie a voi. Hai detto bene, questo è un momento particolare, è un momento in cui più che mai ci sono tentativi da parte di forze insane, di forze opache che cercano di impossessarsi di pezzi dell'economia e questo è un aspetto. L'altro aspetto è l'abbondanza di risorse che in questo momento ci sono e ci saranno prossimamente per effetto delle risorse che saranno versate nell'economia in conseguenza del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. E allora bisognava essere pronti, come ho detto in qualche altra occasione, bisogna accogliere i delinquenti sulla porta, cercare di non farli entrare, perché se entrano e si infiltrano poi diventa tutto complicato, perché poi scattano fenomeni di compromissione, diventa tutto più difficile. E allora prevenire è meglio che curare. E quindi il mio ringraziamento va nel senso che voi con questa iniziativa che oggi vede la luce ci aiutate a spingere sull'acceleratore della prevenzione e se mi consentite grazie a voi siamo andati anche un pochino oltre per alcuni aspetti, per alcuni fenomeni possiamo anche parlare di predizione e questo in un'attività come quella di polizia è assolutamente fondamentale. La nuova frontiera non è tanto quella della repressione, ma è sempre più quella della prevenzione, se possibile della predizione. Ecco, parlavo prima col Presidente proprio di qualche aspetto di quello che sta venendo fuori grazie a quello che con voi abbiamo cominciato a fare e sempre più faremo e che ci vede protagonisti anche assieme ad altri pezzi delle istituzioni, perché questa è un'altra cosa importante che è bene mettere in evidenza.
La Regione e la Guardia di Finanza da solo fanno abbastanza, ma non tanto. Ci siamo uniti con altre istituzioni, penso a Unioncamere, penso alle Camere di Commercio, penso alla Ca' Foscari, penso all'INPS. Stiamo portando avanti, e posso dire con orgoglio, sicuro di interpretare anche il piacere e il desiderio del nostro Presidente, stiamo portando avanti con orgoglio un'esperienza unica in Italia, una sinergia interistituzionale che vede i diversi attori versare senza riserve mentali le migliori energie che si hanno a disposizione per spingere proprio sul campo della prevenzione e della predizione. Questo stiamo facendo con una serie di attività che ci stanno portando a costruire degli algoritmi che ci consentono di prevedere certi fenomeni, e questo è straordinario. In questi giorni c'è una regione in cui stanno succedendo delle cose stranissime, il sistema informatico è bloccato. Ecco, se dovessi fare un parallelismo, noi stiamo spingendo molto sulla safety e non trascurando certamente la security. La safety è quella attività di prevenzione, cioè quella barriera che si erge prima che il fenomeno si verifichi. C'è un'analisi di rischio, ci sono dei potenziali rischi, è meglio evitare che quei fenomeni accadano. Laddove dovessero accadere la security interviene sicuramente. Ecco, questo è il senso di questo protocollo, e quindi ancora grazie a voi per averci dato la possibilità di attingere a questa potenzialità che voi ci offrite e a qualche risorsa che ci è stata necessaria, perché sembra strano, ma grazie a voi, come avevo avuto modo di dirti Elena, grazie a voi siamo riusciti a portare avanti questo progetto che altrimenti non avremmo potuto portare avanti. Grazie a te Presidente per questa opportunità, e a te la parola. Grazie, brevissimamente. Intanto io volevo ringraziare il signor Generale, ma non solo per quello che stiamo facendo oggi, per l'alto servizio che voi date a questa comunità, quindi grazie veramente di cuore. Per suo tramite chiedo che questo ringraziamento sia esteso a tutte le donne e agli uomini della Guardia di Finanza. E qui la partita è molto semplice, ragazzi: o vincono loro, i delinquenti, o vinciamo noi. Noi fin dall'inizio abbiamo fatto una scelta strategica come istituzione, che è quella della massima collaborazione con le istituzioni dello Stato, e in particolar modo con la Guardia di Finanza. In un territorio nel quale le attività sono evidenti, voglio ricordare che stiamo parlando di 600.000 partite IVA in Veneto, di 180 miliardi di PIL, e stiamo parlando di un territorio che, volente o nolente, rischia di diventare spesso substrato di malviventi, di infiltrazioni e di quant'altro. Gli addetti ai lavori sono loro, la Guardia di Finanza. È inutile che noi ci inventiamo di far mestieri che non ci competono, per i quali non abbiamo know-how e non abbiamo professionalità. Ben venga questo accordo, che soprattutto in una fase di uscita da una pandemia, dove comunque è come dopo un temporale, no? Ci si riorganizza nel territorio, e in questo temporale è inevitabile che ci sia qualcuno che pensi magari di trovare anche il substrato buono per commettere qualche reato. Penso che non ne va solo dell'aspetto economico, non ne va solo di opportunità che si perdono, ma ne va anche della credibilità e della reputazione dei nostri territori. Quindi questo è un investimento per la reputazione e per la sicurezza dei nostri territori. Penso che il Generale abbia toccato un punto fondamentale, mi permetto di dire, signor Generale, che è rappresentato dal fatto che questi 222 miliardi di euro che abbiamo e che avremo come Paese col PNRR comunque toccheranno da vicino anche il Veneto. Ci è stato chiesto, ve lo annuncio, di identificare un'opera simbolo importante come PNRR, oltre a tutto quello che sarà il corredo, no? il contorno di investimenti del governo, e la mia prima preoccupazione, signor Generale, è stata quella di pensare: ma quando avremo un'opera 5, 600, 700 milioni di euro, mi immagino già che dovremo mettere in piedi tutte quelle infrastrutture e quelle professionalità che solo voi avete per cercare di salvaguardare che l'economia sia libera e sia pulita. A questo ci si aggiunge un grande lavoro che loro già stanno facendo, e con questo accordo immagino che sarà ancora più accelerato, che è quello delle Olimpiadi. L'Olimpiadi è una partita non poco rilevante, perché oltre all'aspetto meramente di portare a casa utile velocemente, magari da gare, appalti o quant'altro, ricordo che c'è anche il rischio di far trovare bene, di far sentire a casa qualche delinquente che poi non se ne va più.
Quindi grazie di tutto, firmo volentieri questo accordo rinnovando sempre la nostra piena disponibilità, che è una forma di ringraziamento, altro non possiamo fare. Qui una volta si portava il salame, la bottiglia di vino, ma mi sa che è meglio che ricordiamo che questa regione, questo lo voglio dire, lasciatemelo dire, non vede le divise come un problema. Questo deve essere chiaro. Io vedo ogni tanto qualcuno che contesta le divise in giro per l'Italia. Noi quando vediamo una divisa siamo felici, non pensiamo mai allo stato di occupazione militare, ste menate, ste stupidate, ma pensiamo di essere sicuri. Punto. Grazie. Firmiamo? E poi il generale a disposizione per le domande dopo. La facciamo vicino a voi. Vieni qua a fianco questo mettiti così. Siamo un po' più attacchiati così non fuori la cosa. Non vedo niente. Prego generale. Grazie. Grazie mille. Un applauso potete farlo. Grazie. Prego. Domande ragazzi? È possibile avere la copia del protocollo perché non è ben chiaro che cosa c'è già dato con il comunicato. Generale, buongiorno, sono Alda Vanzani del Pazzettino. Volevo chiederle che se avete segnali preoccupanti o meno di fenomeni che possano mettere in pericolo la nostra economia, infiltrazioni di vario genere, mafiose, camorristiche. Noi abbiamo giornali abbiamo già riportato notizie in questo senso. E voi siete un po' le sentinelle sul territorio che dati avete da poter fornire all'opinione pubblica? Ma di segnali in questa regione ce ne sono certamente in entità non dissimile da quelle che ce ne sono in altre regioni che sono, diciamo, comparabili con il Veneto evidentemente, quindi parliamo di una regione che è al top dell'economia nazionale assieme alla Lombardia, dopo l'Emilia Romagna, la Toscana. Diciamo che non esiste un rischio notevolmente superiore o superiore a quello di altre economie evolute. Quindi diciamo siamo nella fisiologia, ecco, ma è una fisiologia che però richiede la massima attenzione, perché quello che dobbiamo evitare in questa fase è che certe situazioni si radichino e quindi l'infiltrazione ha propagini, a radici che poi non si sa sin dove arrivano. La vicenda di Eraclea in fondo ne è un segno di questa situazione. È iniziata 20 anni fa quasi per gioco, con una sponsorizzazione a una squadra di calcio, poi da lì è nato tutto un fenomeno, e dove arriva questo fenomeno questo se ne sta occupando l'autorità giudiziaria, insomma. Quindi la risposta, se dovessi sintetizzare la risposta, è che in Veneto ci dobbiamo occupare come in altre regioni ci si occupa di questi fenomeni, dobbiamo cercare di prevenirli, perché le insidie di questi fenomeni sono insidie che si manifestano a distanza di tempo. Ecco perché prima parlavo di prevenzione e, se possibile, di predizione di questi fenomeni. Volevo chiedere, proprio rispetto a questo tema della prevenzione su cui lei è tornato a più richieste nel suo intervento, ha citato anche un progetto con Toscani, Camere e IS per utilizzare degli algoritmi. Può farci qualche esempio per capire qual è lo schema tipo in cui si può verificare una situazione di rischio da prevedere? Guardi, questo solamente è un problema di fantasia. Se dovessi farle un esempio, le faccio un esempio che è di moda in questi giorni.
la problematica del ransomware, quella che sta subendo la Regione Lazio in questi giorni, il problema dell'hackeraggio, il problema della cyber security, della sicurezza informatica. Ecco, ci siamo accorti per esempio nel Veneto che c'era un'azienda che si occupava di pulizie, quindi nulla di strano, che però consumava tantissima energia elettrica. Beh certo, utilizza tanto gli aspirapolveri o tanto le lucidatrici. In realtà quell'azienda era solamente uno schermo per produrre bitcoin. Voi sapete che le criptovalute richiedono per la produzione dei calcoli complicatissimi e quindi tanti computer che lavorano in serie e che si mangiano tanta corrente. Bene, guardando il bilancio ci si è accorti che c'era un anomalo consumo di energia elettrica. L'energia elettrica consumata serviva non ad assolvere le funzioni tipiche del codice Ateco che classificava quell'azienda, ma servivano a produrre criptovaluta. A che serviva questa criptovaluta? Veniva venduta ad imprenditori che avevano del nero e che quindi trasformavano direttamente l'evasione fiscale in criptovaluta e gliela portavano all'estero. Tutto qui. Quindi è solo un problema di fantasia. Noi la mattina, quando io mi incontro con i miei collaboratori, poiché la notte dormo poco, ogni mattina dal cappello a cilindro tiro fuori qualche idea. Ieri mattina il collega è venuto e mi diceva: che diciamo quando andremo alla riunione con una certa banca, con la più grande banca italiana, con cui stiamo cercando di fare un lavoro di prevenzione e di predizione. E beh, gli ho tirato fuori 4-5 cose, ma sono estemporanee, sono un problema di fantasia. Se uno ha fantasia ci prende. Posto ragazzi? Prego. In pratica che cosa aggiunge questo accordo alla già fattura collaborazione che c'è con la Regione Veneto? Se ci può fare un esempio pratico. Quale accordo? Questo che abbiamo sottoscritto adesso? Questo accordo è fondamentale per noi perché ci dà delle risorse che io non avrei, non ho nel mio bilancio, nel bilancio della Guardia di Finanza, e mi consente di superare un gap tecnologico che io non potrei superare altrimenti, se non fra 3 anni, fra 2 anni, se va bene fra 1 anno. Ma 1 anno è un'era geologica in questo ambito. Io devo sviluppare, sto portando avanti lo sviluppo di un applicativo in cui si lavora a giorni, a volte a ore, perché avere certe informazioni, penso al PNRR, no? Il PNRR fra 1 anno avrà già distribuito 30-40 miliardi di euro, ma io non posso aspettare fra 1 anno di avere l'applicativo che mi consente di vedere se stanno succedendo certe cose. Io lo devo avere oggi, lo devo avere prima che comincino certe erogazioni. Ecco, questo accordo per me è fondamentale perché mi fa dormire un poco in più, perché non riuscivamo a trovare la strada per venire fuori da questo vicolo cieco. Pensate che noi avevamo capacità elaborative di 2 giga, siamo costretti a utilizzare un certo tipo di programma, e però per una questione di privacy io non posso far girare quei dati in rete, perché in rete ti arrivano gli hacker, ti beccano tutto e io passo un guaio, e allora avevo bisogno di una macchina che operasse fuori rete e che avesse una potenza adeguata. Ecco, grazie alla Regione questo ce l'abbiamo oggi. E quindi sulla mia scrivania, quando verrai, troverai la macchina con cui io mi faccio questi conti la mattina. Buongiorno, Filippo Foris, di Nord-Est. Lei prima ha detto, ha parlato non solamente di prevenzione, ma anche di prevenzione. Ci dà un altro? No? Sì. La predizione è diciamo una frontiera che stiamo cercando. Non stiamo cercando, per me siamo già in fase avanzata, è un aspetto dell'innovazione che io sto portando avanti nella mia organizzazione, visto che sono responsabile del Veneto, sicuramente nel Veneto l'abbiamo già attuata, è un aspetto dell'innovazione dei processi e delle procedure di lavoro. Predire significa, sulla base di segnali esteriori, capire che cosa intende fare quell'individuo. Allora, io sono in grado oggi, con questo applicativo, di sapere se un soggetto che aveva un'azienda XY, che aveva un codice Ateco
di un certo tipo, ad un certo punto mi fa una variazione nel codice Ateco. Guarda caso quel codice Ateco è un codice Ateco che corrisponde a una disponibilità in una delle 6 missioni del PNRR, e allora posso ipotizzare che quel soggetto si sta apparecchiando lo strumento per attingere ai fondi di quella. Per dirvi in concreto, abbiamo già i risultati di questa sperimentazione nei vari decreti ristoro che il governo da un anno a questa parte ha dovuto utilizzare per sussidiare l'economia colpita da Covid. Stiamo individuando decine di situazioni in cui i soggetti indebitamente hanno percepito risorse, e noi siamo in grado di intercettarli direttamente. Pensate al reddito di cittadinanza, per non andare lontano, noi siamo in grado di sapere quelli che stanno percependo il reddito di cittadinanza indebitamente, e a mano che la capacità operativa ce lo consente glieli stiamo bloccando. Potreste dirmi, ma perché non li bloccate tutti? Perché le norme, noi siamo un paese di diritto, siamo uno Stato di diritto, non siamo uno Stato di polizia, quindi a ciascuno la sua parte. Quindi in relazione ai soggetti che abbiamo individuato, abbiamo un elenco di circa 680 che stiamo un po' alla volta facendo bloccare. Il protocollo di cui vi parlavo prima, in cui abbiamo coinvolto la Regione, l'Università e l'INPS, la settimana scorsa, venerdì, abbiamo avuto una lunga riunione, serve proprio a trovare una strada per bloccare quanto prima queste possibilità, perché ripeto, essere uno Stato di diritto non basta esserlo sulla carta, ma bisogna praticarlo fino in fondo, fino all'ultimo angolo della propria anima, e quindi le regole ci sono e quelle regole vanno rispettate. Poi da cittadini possiamo dire sono regole pesanti, farraginose, potrebbero essere semplificate, ma questo è un altro discorso, insomma. Io faccio della legalità a tutto tondo una necessità assoluta. Ultima domanda, volevo fare anche riallacciandoci a quello che sta accadendo nell'Asia, quindi l'attieraggio, quanto quello che abbiamo preso che sia l'azienda di Naisberg, che è molto più diffuso e che colpisce anche molte aziende. Può avvicinare un attimo, non sento bene. Sì, dicevo che prendendo spunto da quello che sta accadendo nel Lazio, quindi su questo forte attacco di hacker, preso in caso del Lazio, se vuole la busca del Naisberg, è un fenomeno molto più diffuso che soprattutto colpisce anche molte aziende, molte imprese, anche del Veneto, la Chiesa. Sì, in qualche caso ne sono a conoscenza, ce ne siamo occupati. Per fortuna una delle intuizioni che noi abbiamo avuto quando il 1° di marzo dello scorso anno è scattato il lockdown è stato quello di interrogarci e di fare un'analisi teorica di quello che sarebbe potuto succedere. Devo dire, guardandolo oggi, ironicamente dico, mi sono comprato una palla di vetro, adesso ce l'ho veramente la palla di vetro nel mio ufficio, perché è come se io avessi guardato nella palla di vetro che cosa sarebbe successo, e questo era uno degli aspetti che io avevo individuato, e ho messo su nel Veneto, siamo gli unici in Italia ad averlo ancora una volta, una squadra di 23-24 militari con alcuni ufficiali che diciamo è all'avanguardia nel contrasto al proliferare di criptovalute, all'utilizzo di criptovalute nell'economia legale. Posso dirvi che in questa regione abbiamo individuato qualche caso di utilizzo massivo di criptovaluta come strumento di tesaurizzazione di proventi di attività illecite da altre parti, criptovalute che vengono conservate in wallet, nei portafogli elettronici al di fuori del nostro paese. Quindi ecco, noi siamo in grado sicuramente di intercettare queste situazioni. Infatti quando il soggetto che è stato sanzionato, che è stato intercettato per questa storia, dice: ma voi vi occupate anche di queste cose? Sì, perché come si dice, come si sta toccando in questi giorni, la frontiera della cybersicurezza è non il futuro ma è il presente, forse per certi versi è anche il passato, quindi non siamo più all'inizio ma ormai è già una cosa matura, insomma, e quindi una forza di polizia economica che vuole ha a cuore la tutela legale dell'economia non può non avere questo, e devo dire con piacere, anche sfruttando questo protocollo, i miei ragazzi
mensilmente ci riuniamo e facciamo un punto di situazione sulle tecniche e su quello che avviene. La prossima puntata sarà proprio per cercare di capire da dove è arrivato l'attacco hacker alla Regione Veneto, alla Regione Lazio, perdono. Vi posso dire che abbiamo la fortuna di avere delle persone che sono straordinarie, che lo fanno senza guadagnare un centesimo. Abbiamo un hacker pentito, dico io, che è diventato un carissimo amico, con il quale stiamo portando avanti un programma di formazione straordinario che può essere modello per tante cose. Poi il tempo insomma ci dirà per che cosa, però siamo sul pezzo. Grazie. Grazie, buon lavoro. Grazie. No, oggi facciamo domani ragazzi, grazie. Se no vanno male, no? Entro domani. Grazie. Si conclude così questa conferenza stampa in cui si pensava di poter avere anche qualche dato sull'emergenza coronavirus. Noi adesso andiamo avanti con il nostro telegiornale, siamo in onda qui con il Focus TG fino alle 13:30, però teniamo d'occhio la sede di Palazzo Balbi dove c'è il nostro Filippo Fois, perché se il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia dovesse fare un punto stampa volante con i microfoni delle televisioni presenti, naturalmente noi ci siamo, potremmo anche farvi sentire in diretta che cosa dice il Presidente, o se deciderà di rispondere a qualche domanda sull'emergenza coronavirus saremo pronti proprio per parlarne. Quindi con la regia di Fabio Verin noi evitiamo di mandare in onda servizi in questo momento e vediamo assieme, visto che sono arrivati i dati che ci arrivano dall'azienda Zero della Regione del Veneto e dalla sanità regionale in generale, perché abbiamo già i dati della pandemia, i dati dell'emergenza coronavirus e i dati dei vaccini, quindi sempre con l'occhio puntato al nostro monitor di servizio. Cominciamo a dare un'occhiata alla situazione delle vaccinazioni in Veneto. Sono gli ultimi dati disponibili, ecco, grazie alla regia di Fabio Verin possiamo vederli stando prontissimi a entrare in diretta con Venezia. Allora, questi sono dati che sono aggiornati a ieri sera, quindi sono gli ultimi che abbiamo. Si nota che c'è una flessione nelle dosi somministrate perché siamo ancora sotto le 40.000 unità, si va a farne meno da qualche giorno, si va fra le 35 e le 40.000 unità, quindi siamo comunque a 5 milioni e mezzo di dosi somministrate in Veneto. Nel frattempo chiedo alla regia se abbiamo possibilità di mandare questa parte dell'intervista, visto che ci sono della formazione rispetto alle nuove tecnologie, a nuovi percorsi operativi di prevenzione e di repressione. Si traduce nella possibilità di usufruire di apparati tecnologici di cui noi non potremmo disporre per una questione finanziaria e che invece la Regione ci mette a disposizione. Quindi diciamo agisce a tutto tondo sulla possibilità di innovare certi processi e certe attività e quindi meglio tutelare la legalità economica del sistema. È proprio tra le nuove tecnologie che arrivano i maggiori pericoli. Assolutamente sì, le nuove tecnologie sono qualcosa con cui noi dobbiamo fare i conti, ma non adesso, avremmo già dovuto farli in passato. Non a caso nel PNRR si parla anche di nuove tecnologie e le nuove tecnologie quindi sono lo strumento attraverso il quale nell'economia finiscono tante risorse, ma sono anche lo strumento attraverso il quale molte risorse possono essere tratte dal sistema, quindi l'abilità sta nel conoscere che cosa sta avvenendo e nel poter adottare le giuste contromisure nel momento opportuno e tempisticamente rispetto ai fatti.
È un sostegno economico per comprare, acquistare un applicativo innovativo, oppure c'è anche uno scambio di dati che ovviamente una realtà, un ente come la Regione può fornirvi in maniera più immediata rispetto a banche dati nazionali? No, i dati non c'entrano in questa partita, i dati sono acquisibili e sono disponibili per noi Guardia di Finanza liberamente, è solamente un sostegno per la parte tecnologica come hardware, non tanto quindi come fornitura dei dati, ed è un sostegno economico per quanto concerne la formazione, perché come dicevo prima specializzare dei ragazzi che operino in materia di cyber security è tanto costoso, c'è bisogno di avere strumenti particolari che solo con un protocollo come quello che abbiamo sottoscritto oggi sarà possibile avere in tempi rapidissimi, e quindi ci considereranno di essere più sul pezzo il prima possibile. Lei non è rimasto meravigliato da quello che è successo nella Regione Lazio? Era prevedibile, quindi avere degli strumenti di indagine più specifici permetteranno di prevenire anche situazioni che in qualche modo voi riuscite a predire ora? No, io sono assolutamente preoccupato di quello che è avvenuto. Non è possibile assolutamente prevedere quello che è successo, perché potrebbe succedere dappertutto. Succede anche a noi nei nostri telefonini, sui nostri telefonini. L'altro giorno mi è arrivato un messaggio in cui mi si diceva che il mio pacco era arrivato, bastava cliccare sulla icona per poter avere le coordinate per andarlo a ritirare. Quindi sono eventi assolutamente imprevedibili e nessuno in questo momento può dire c'è stato un errore di qualcuno. Purtroppo se qualcosa c'è stato è l'arretratezza del nostro Paese, ma questo lo sta dicendo da un po' di tempo Gabrielli, il delegato del Presidente del Consiglio, il quale da un po' di anni ormai è in vita la querelle sulla cyber security in questo Paese. Ricorderete che Renzi voleva fare qualche cosa del genere, poi non si è fatta. Adesso c'è una legge che prevede la creazione di un'agenzia per la cyber security, speriamo che si faccia e si faccia presto. Pensate che in Germania dal 2001 c'è già qualche cosa del genere, in Francia da pochi anni dopo, noi non ce l'abbiamo ancora un'agenzia di questo tipo. Pensate che in Francia e in Germania ci sono 1000 persone che lavorano sulla cyber security, in Italia invece siamo ancora a discutere se è meglio collocarlo di qua piuttosto che di là. Dobbiamo capire che certi fenomeni, per effetto della manifestazione globale che hanno, non possono essere più affrontati in un'ottica parziale, cioè in una visione che tiene conto solamente di un cono di luce, ma certi fenomeni vanno affrontati a tutto tondo. Allora un'agenzia per la cyber security, viva Dio, era ora che ci arrivassimo. Ecco, allora sì, lì si potranno sviluppare dei programmi per cercare di erigere una barriera rispetto a questi fenomeni, ma dire che era prevedibile quello che è avvenuto alla Regione Veneto, la risposta è assolutamente no. Sono eventi imprevedibili, però esiste anche un meccanismo previsionale in cui si può dire che ci sono alte probabilità che qualcosa capiti. Ma guardi, è solamente un problema di fantasia, come dicevo prima. Io posso prevedere che domani ci sarà il terremoto, certamente domani ci potrà essere una grandine in cui i chicchi sono grandi quanto un arancio. Sì, questo può succedere, tutto è possibile. Il problema però è avere degli elementi concreti, degli algoritmi che ci consentono di dire questo evento è probabile. Quindi io non parlerei di possibile, ma parlerei di probabile. Allora nel momento in cui si comincia a parlare di probabilità, allora evidentemente noi stiamo evocando qualche cosa che ci fa ragionare su elementi che abbiamo, elementi disponibili. Ecco, allora sì, lì possiamo discutere se è più o meno probabile, però dire è possibile o non è possibile, insomma, è semplicistico. Grazie generale, grazie generale. Abbiamo di raggiungere anche l'assessore Elena Donazzan. Volete fare presidente? Ah, eccoci, Presidente, non l'avevo visto. Presto. Presidente. Luca. Eccoci. Sì, scusa. Prego. Vai. Dunque, un metodo innovativo abbiamo visto, perché il pericolo oramai arriva da internet, quindi la cyber security è diventata una priorità per l'economia. Beh, assolutamente, anche perché pensiamo solo a quanti dati sono condivisi in rete, quanto si lavora in rete, e quindi chiunque possa entrare in una rete mal protetta
o diciamo valicabile, aggredibile, mette a repentaglio il suo lavoro, il lavoro della sua azienda, i dati sensibili che ci sono. E cosa ha pensato? Che domande si è fatto quando ha saputo di quello che era accaduto in Lazio? Beh, che è inquietante, soprattutto è inquietante da un lato il fatto di quello che è accaduto, dall'altro che venga chiesto addirittura un riscatto in Bitcoin, da quello che ho letto, da quello che si è capito. Riscatti qua noi lo diciamo chiaramente a chi pensasse di fare un'azione di hackeraggio non ne paghiamo, per cui perdono tempo e basta. Ma poi insomma, dobbiamo cercare di proteggere sempre di più i nostri dati. Voglio ricordare che dietro alla rete, alla condivisione dei dati magari c'è, che so, l'ospedale. Quindi dico anche a chi si diverte a entrare nei nostri software, nei nostri programmi informatici, voglio ricordare che poi c'è sempre il rischio che parta magari un segnale che vada magari a finire in una sala operatoria dove si sta lavorando e si spengono le luci, piuttosto accade qualcosa ai macchinari, quindi direi evitiamo tassativamente di fare cretinate. La Regione che deve sostenere la Guardia di Finanza. Ma lo facciamo volentieri, devo anche dire che non è la prima volta, nel senso che abbiamo già firmato altri accordi, anche con altre istituzioni, pensi solo al personale che diamo ai tribunali o altro, insomma lo facciamo volentieri, penso che questo rientri nella normale e legittima collaborazione tra le istituzioni dello Stato e dall'altro sia anche una forma di investimento da parte nostra, sapere di essere più sicuri dal punto di vista di controllo dell'economia piuttosto che avere una giustizia più efficiente ci fa rendere più sicuri e anche più competitivi. Qual è l'impegno economico per questo progetto per la Regione? Non è ancora quantificato, però comunque si va nell'ordine di essere assolutamente rispondenti alle necessità, in particolar modo a quella di acquisto di hardware per ovviamente le attività che la Guardia di Finanza deve fare. Un'altra cosa su cui lei ha puntato l'attenzione sono i fondi che arriveranno adesso, i fondi di ristoro da parte dell'Europa o governativi, ma anche grandi opere come quelle per le Olimpiadi, in cui lei ha detto subito che bisogna sempre stare con la massima con l'antenne alte. Assolutamente sì, anche perché siamo davanti a delle grandi opportunità, a flussi finanziari di livello, perché pensate alle Olimpiadi c'è qualche miliardata di euro. Dietro al PNRR ci sono comunque miliardi di euro, 222 miliardi di euro. È inevitabile che il professionista delinquente che è abituato a infiltrarsi, è abituato a partecipare agli appalti, è abituato a fare i suoi business approfittando del fatto che c'è flusso di denaro, quel flusso di denaro se ne sta creando, per cui bisogna evitare che l'economia venga drogata da infiltrazioni che poi non c'entrano nulla con l'economia libera e pulita. Ha parlato di una grande opera che si farà in Veneto legata al PNRR. Avete già idea di quale possa essere? No, non l'abbiamo ancora definita, ma di certo io sono convinto del fatto che il PNRR debba lasciare delle opere simbolo nei territori che creino economia, che creino sicurezza, che creino occupazione, altrimenti se gli investimenti si traducono in qualcosa che poi non lascia nulla o peggio ancora in finanziamenti a pioggia per qualche territorio, direi che sarebbe il fallimento. Grazie, buon lavoro. Grazie Presidente. Hanno fatto tutti con la maschera, vero? Qua? Sì, perché siamo al chiuso e siamo vicini. Sono negativa e ho il rossetto. Assessore, le chiedo subito, lei comunque è stata uno dei promotori di questa iniziativa. Ma sì, perché nel confronto che da assessore al lavoro devo avere con la Guardia di Finanza per tutelare le imprese, l'economia sana, e da assessore alla formazione fare in modo che tutte le istituzioni abbiano un aumento delle competenze per essere efficaci, questo è stato il confronto con il comando regionale. Il rapporto con la Guardia di Finanza, soprattutto con l'assessorato alla formazione, è molto stretto. Noi abbiamo dei protocolli di controllo che abbiamo voluto da sempre, proprio perché la formazione noi vogliamo che sia al massimo della legalità e loro sono la nostra garanzia. Oggi il problema è quello dell'economia, un'economia che è sotto attacco e loro sono in grado di difenderla. Avete percezione che questa economia delle nostre imprese stia subendo un attacco un po' meno fisiologico, chiamiamolo così?
Sì, e sotto diversi aspetti. Qui si monitorerà esattamente quello che accade sul territorio, ma comprese le acquisizioni, quelle un po' strane, quelle per cui l'italiano il veneto non ce la fa più e vende purché sia al cinese o a qualcun altro, magari in modo forzato. Oppure tutto ciò che riguarda le criptovalute, che sono un orizzonte difficilmente indagabile dai canali normali, ma che la Guardia di Finanza con le proprie competenze e con il nostro aiuto riuscirà ad effettuare molto meglio. Sì, abbiamo la percezione che la nostra economia sia in difficoltà, soprattutto quella che non ce la fa, e allora è lì che dobbiamo intervenire come istituzioni. Grazie Assessore Donazzan. Direi che da Palazzo Balbi è tutto, da Venezia è tutto, possiamo restituirvi la linea. Fois in collegamento in diretta da Venezia per presentare naturalmente per introdurre più che altro e intervistare poi i protagonisti di questa presentazione. È stato siglato il protocollo d'intesa fra la Regione del Veneto e il Comando Regionale Veneto, appunto, della Guardia di Finanza per la realizzazione di nuove forme di collaborazione. Hanno firmato il Presidente della Regione Luca Zaia e il Comandante Regionale della Guardia di Finanza Giovanni Mainolfi. Quindi se ne parlerà poi nel corso della nostra informazione. Si è parlato anche di criptovalute e di sicurezza informatica anche in seguito all'attacco hacker che ha colpito in modo davvero complicato e durissimo la sanità del Lazio. Avete sentito, Zaia ha detto non si parla di riscatti. Dovesse capitare in Veneto sappiate che non andrà a finire così, e quindi cercheremo di capire di più di come possono essere collegate tutte queste situazioni a livello nazionale. Noi con la regia di Fabio Verin torniamo invece a quelli che sono i dati dell'emergenza coronavirus. Stavamo guardando assieme i dati delle vaccinazioni, perché nella giornata di ieri sono state inoculate 15.156 prime dosi per un totale di 2.900.000 prime dosi, appunto dall'inizio della campagna vaccinale che, lo ricordiamo, è iniziata subito dopo Natale. I cicli completati sono 24.000 in più per un totale di 2.600.000, quasi 2.700.000. Il Veneto ha somministrato il 98% delle dosi a disposizione, quindi sta diminuendo la capacità di manovra, sta diminuendo il magazzino della regione. Bisognerà capire che cosa succederà nei prossimi giorni, però Luca Zaia ha già annunciato che ci sono 200.000 dosi disponibili da qui a settembre. Fra poco vedremo il servizio con le dichiarazioni del Presidente. Continuiamo a vedere invece lo stato dell'arte per quanto concerne i vaccini. Sono il 62,8% dei veneti che hanno almeno una dose, siamo a quota 3 milioni, oltre 3 milioni. Sono 54,2% del totale i veneti che hanno avuto il ciclo completo, quindi 2 milioni e 6. Questo vuol dire che ormai più di metà delle persone residenti in Veneto è coperta per quanto riguarda la vaccinazione. C'è da capire che cosa succederà con la tanto discussa terza dose, lo sapremo solo fra qualche settimana. Percentuali, vediamo le fasce di età in relazione alle percentuali. Ormai dai 60 in su per quanto riguarda la prima dose la situazione è molto buona, si sta muovendo qualcosa anche per le fasce più giovani. Per vedere il ciclo completo invece bisogna andare dai 60-70 in su, però vediamo che la situazione si sta muovendo. Non si muove ancora moltissimo invece per le fasce più giovani della popolazione. Vedete, il 13% dei compresi fra i 12 e i 19 anni hanno la copertura totale, però sono ben coperte le categorie fragili, quindi disabili, vulnerabili, persone che rischiano assieme agli anziani, lo ricordiamo, di andare in terapia intensiva in ospedale in caso di Covid. Vediamo che ciclo completo e prima dose sono decisamente alte come medie, però siamo un po' indietro invece, e lo dicevamo, come vaccini, perché siamo scesi dagli oltre 300.000 di qualche settimana fa, 299, 280.000, ed è plausibile, vedendo le medie, che anche questa settimana non arrivi a superare le 280.000 inoculazioni settimanali. Hanno superato invece il 1 milione di inoculazioni anche gli operatori dell'azienda Scaligera di
di Verona. Padova ha infranto questo record da qualche giorno. La Marca Trevigiana ci arriverà sicuramente fra oggi e domani, e anche la provincia di Venezia con la Serenissima e il Veneto orientale sono quasi a 1 milione di inoculazioni, gli altri seguono. Torniamo in studio, ma solo per saltare direttamente all'altra tabella, che è altrettanto importante e un po' preoccupante onestamente visti i dati, perché si continua a ripetere che ci sono tanti nuovi positivi ma che la sanità non ha problemi. Vediamo le differenze, sono 663 le nuove positività riscontrate nelle ultime ore. Questi sono dati aggiornatissimi, sono dati proprio di questa mattina. Sono 12.747, crescono anche gli attualmente positivi. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono 438.189. C'è da dire che non c'è più l'esplosione che si è vista una decina di giorni dopo la finale degli europei, la fase finale degli europei di calcio, che avrebbe portato, secondo gli addetti ai lavori, a un numero importante di contagi. Non c'è più un'esplosione, non c'è più una curva ripidissima, c'è una crescita lenta e costante. Che cosa voglia dire questo? Lo capiremo dalla sanità del Veneto. Sono 413.799 le persone che si sono negativizzate, purtroppo sono 11.643 quelle che hanno perso la vita a causa del coronavirus. Scendiamo nella seconda parte della tabella, che è quella che ci dà la cartina di tornasole, la prova del 9 di quello che stiamo vedendo, ovvero ci sono 160 persone ricoverate in terapia intensiva, di cui 35 negativizzate, 125 che sono ancora positive. Ci sono 19 persone ricoverate in terapia intensiva, scusate, questa è l'area non critica, questa è la terapia intensiva, di cui 16 positivi, 3 che si sono negativizzati. Le differenze: ci sono 17 ricoverati in più in area non critica, che ci sembra un numero che comincia a essere importante, ma la terapia intensiva non ha variazioni di sorta. Sono da segnalare purtroppo anche 3 decessi, e questi erano i dati dell'emergenza coronavirus. Dove stiamo andando? È difficile dirlo in questo momento, i vaccini continuano. Luca Zaia ha annunciato ci sono 200.000 posti a disposizione in Veneto. Sta arrivando, forse c'è già in giro, una nuova variante di cui non si sa ancora molto. Facciamo quindi un riassunto delle puntate precedenti, andando a sentire che cosa aveva detto il Presidente proprio di questa situazione. Abbiamo 200.000 posti liberi. Da qui all'8 di settembre. Questa volta i posti ci sono e sono tutti liberi, 200.000 distribuiti tra le varie ULSS del Veneto. Prenotarsi per fare il vaccino non è mai stato così semplice. Anni luce sembra siano passati da quando per trovare un posto si puntava l'orologio alla vigilia dell'apertura degli slot. Intanto le percentuali dei vaccinati continuano ad essere buone. Tra i giovanissimi, I 12-19 sono 49%. I ragazzi si stanno vaccinando. Andate in un centro vaccinale e vedete quanti ragazzi in età scolastica ci sono in questi giorni. E tra gli insegnanti, 82% di vaccinati, insegnanti e operatori, 81/82, che dopo qualcuno mi dica che ho arrotondato per eccesso. Il calo delle prenotazioni però è evidente. Siamo a 4.000 al giorno contro le 10.000 di alcune settimane fa. I giorni del Green Pass abbiamo fatto 21.000, 34.000, 15.000. Però i 3-4.000 prenotazioni io le voglio vedere come prenotazioni scarse, perché al giorno, perché comunque è iniziata la fase estiva, molte persone sono in vacanza, eccetera. Approfittatene adesso, ripete Zaia, fino all'infinito. Gli anticorpi durano 12 mesi. Quindi non ha senso arrivare tutti al collo di bottiglia all'ingorgo in autunno. Questa è una preoccupazione che abbiamo. 460 positivi in Veneto nel fine settimana, con la curva dei ricoveri che continua a decrescere. 164 ricoverati, dato invariato rispetto ad alcuni giorni fa. Variante Delta predominante. Per la prima volta sentiamo parlare di variante Beta. C'è anche un ragionamento su una nuova variante che è la Beta, sulla quale ci sono delle evidenze scientifiche, tutte poi da dimostrare, da vedere con dati anche, come si può dire, più solidi, sul fatto che sembra essere
una novità sul panorama. L'ultima chiamata con il generale commissario per l'emergenza Figliuolo per l'accordo con le farmacie per la vendita dei tamponi a prezzo calmierato è di questa mattina. I tamponi offerti dalla Regione ad oggi sono gratuiti, ma conferma Zaia non sarà così per sempre. Ritareremo il nostro piano di sanità pubblica. Fatto l'accordo nazionale, definiremo le categorie che potranno accedere ancora gratuitamente e liberamente ai punto tamponi. Vedremo quindi cosa cambierà e come cambierà nei prossimi giorni, lo vedremo come sempre qui nel nostro Focus TG tutti i giorni per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Adesso noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, state con noi perché torniamo fra pochissimo con i collegamenti da Vicenza e da Padova. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto, ma andiamo subito a vedere quello che sta succedendo a Padova, dove c'è un'iniziativa di protesta di cui ci parla la nostra Valentina Visentin. Sono immagini in diretta proprio in questo momento da Padova. Valentina, ti sentiamo. Eccoci qua, siamo in diretta, queste sono le immagini della protesta dei commercianti del centro, ma ci sono anche alcuni residenti che chiedono 1000 posti al parcheggio Prandina. Come ben sapete, recentemente c'è stata la firma della permuta, la Prandina è diventata da area demaniale ufficialmente area comunale, il comune vuole fare un parco e un numero più ridotto di posti auto. I commercianti, come vedete dallo striscione nero che stanno srotolando e portando in corteo, bloccando Corso Milano, chiedono 1000 posti auto. In questo momento il sit-in si è mosso in corteo e sta occupando, la vedete, siamo proprio sulla rotonda di Corso Milano, che è l'entrata ufficiale di Padova. Dietro i manifestanti anche 2 autobus fermi. Valentina, allora, mentre sentiamo quello che stanno dicendo i commercianti, riesci ad avvicinarti a farci vedere un po' cosa dicono quei cartelli? Ha bisogno di ulteriore risposta all'interno del centro. Padova è una città turistica, necessita di ampi parcheggi, quindi è un tema non solamente di natura economica ma anche turistica. Parcheggio a motore spento uguale meno inquinamento, 1000 posti auto alla Prandina, parcheggio Prandina, vediamo cosa c'è scritto, linfa vitale per turismo e commercio. Quante persone ci sono, Valentina, in protesta in questo momento? Le persone che stanno bloccando Corso Milano adesso, sostanzialmente, come avete visto dai cartelli, le considerazioni che fanno partono dal turismo. Padova dicono hanno una necessità di un parcheggio alle porte della città per agevolare i turisti, ma poi fanno anche riferimento all'inquinamento, perché dicono lasciando le macchine alla Prandina arrivano meno auto in centro. Bene, Valentina, allora ti chiediamo di spostarti di qualche metro giusto per aggiornarci se ci sono altre novità da Padova in questo momento, se c'è già qualcosa di cronaca. Naturalmente poi tutto il resto lo vediamo nei nostri telegiornali di questa sera, vediamo anche gli altri colleghi delle altre testate. Eccoci qua, Valentina. Sì, eccoci, giusto per aggiornarvi e per dirvi alcuni dati sulla questione vaccinale. 3 su 5 i padovani che hanno completato il ciclo di vaccinazioni, quindi siamo al 61%. L'USL conta che per l'autunno si potrebbe raggiungere l'80% della copertura vaccinale, ma soprattutto oggi è una giornata importante perché ha fatto sapere l'USL che dovrebbero partire a breve le prime lettere di sospensione fino al 31 dicembre per alcuni dei sanitari che hanno volutamente rifiutato il vaccino. Sono sanitari che lavorano all'USL 6 e vivono nel territorio dell'USL 6, però potrebbero essere presi anche provvedimenti per alcuni sanitari padovani che operano nelle USL che sono di un'altra provincia. Valentina, allora noi ti lasciamo andare a seguire la protesta che immaginiamo, visto il posto, ricordiamo ai nostri telespettatori, siamo sulla rotatoria che dà l'accesso a Corso Milano, quindi una delle zone più trafficate di Padova. Sarà anche un martedì di inizio agosto, sarà anche una giornata tranquilla, ma Padova è una città che non si riposa mai dal punto di vista del traffico, quindi immaginiamo che qualche ripercussione ci sia.
Sì, sono al sicuro, volevo dirti che sono al sicuro all'interno della rotonda, quindi ecco. Però al momento le macchine sono bloccati 2 autobus e alcune auto che stanno facendo fatica ad uscire dal centro. Vi dimostro le immagini. Facciamo vedere ai nostri telespettatori, Valentina, oltre alla protesta, facciamo vedere il serpentone di auto fermo dietro alle spalle della protesta. Vedete, lì si va verso il centro di Padova. Immaginate, chi è stato a Padova si rende conto di quanto traffico passa per questo svincolo, immaginate il disagio che può essere portato, però la protesta dei commercianti e di anche qualche di cittadino è in corso. Naturalmente capiremo, ci sono forze dell'ordine, Valentina, che seguono? Dalle forze dell'ordine, quelle lì che stanno presidiando ovviamente l'ingresso del parcheggio Prandina. Molto bene, allora Valentina, se succedono cose particolari noi ci risentiamo immediatamente, ti ridaremo subito la linea. Intanto grazie per questo collegamento, tutto il resto lo vediamo nei nostri TG di questa sera. Torniamo in studio. Avete visto la protesta proprio in diretta in questo momento da Corso Milano a Padova dei commercianti che chiedono 1000 posti auto per il parcheggio della Prandina, chiedono che venga trasformato in un grande parcheggio, più grande di quello che è adesso. Quella struttura, tutta quell'area che un po' è fatiscente, un po' è usata, però per chi frequenta Padova sa che la comodità di un eventuale parcheggio dalla Prandina fino al centro storico, insomma, è davvero notevole. Ci sono differenze di vedute, ci sono problemi di vario genere, però questa è la richiesta dei commercianti, poi il resto lo vediamo nei TG di questa sera. Continuiamo a parlare invece dell'emergenza coronavirus, perché nell'ultima conferenza stampa di Zaia c'era anche la dirigente scolastica del Veneto Palumbo e si è parlato proprio della situazione della scuola nell'ottica delle vaccinazioni. In concreto, vede, in classe succederà che il dirigente scolastico non saprà e non potrà sapere quali docenti di quella classe sono vaccinati, quali no. Succederà con il nuovo anno scolastico. La tutela della privacy prevista per il personale del pubblico impiego impone che i dati in possesso degli uffici scolastici regionali sul personale docente non possano essere comunicati e dunque non possano interagire con l'anagrafe sanitaria che detiene invece le informazioni sull'adesione alla campagna vaccinale del personale. Sapere chi è vaccinato e chi no potrebbe incidere diversamente sull'obbligo di quarantena, quindi questo aspetto della privacy che, come vede, va a incidere anche su questa tematica qui. Un tema delicato ma sollevato con forza dalla dirigente dell'ufficio scolastico regionale Carmela Palumbo, che pur avendo in mano dati buoni sul fronte delle vaccinazioni, quasi il 90% degli insegnanti è già vaccinato, conferma il ritorno di tutte le misure anticontagio anche per il prossimo anno. La copertura sul fronte del personale c'è. La vera incognita è rappresentata dal numero di studenti che saranno realmente vaccinati. E poi c'è la questione dei trasporti sulla quale stiamo ovviamente già lavorando con i tavoli prefettizi. Quello che posso dire è che se le linee guida nazionali prevederanno come probabile l'80% di riempimento dei mezzi con il 100% degli studenti in presenza, noi non dovremo avere problemi. Di certo la scuola non si farà trovare impreparata, almeno dal punto di vista del corpo docente. Da lunedì prossimo partiranno infatti le nuove nomine in ruolo, 4.000 in tutto il Veneto. Siamo stati autorizzati come Veneto a fare quasi 12.000 nomine in ruolo. Di fatto, non mi dilungo sui motivi di carattere tecnico, ne faremo circa un terzo. Noi riusciremo fare circa 4.000 nomine in ruolo, anzi le stiamo concludendo proprio in questi giorni. I restanti posti vacanti, i 2/3, saranno comunque coperti da supplenze. Le convocazioni saranno fatte questa volta attraverso piattaforma informatica. Il direttore della prevenzione del Veneto ha fatto il punto sui contagi e sulle forniture di vaccini. L'età media dei contagiati e dei ricoverati si è notevolmente abbassata. Vediamo il servizio. L'età media dei nuovi casi sapete che si sta progressivamente abbassando, è un effetto sicuramente della campagna di vaccinazione
si è abbassata fino adesso, si è stabilizzata sui 25-26 anni. Questa è l'età media delle persone che si positivizzano. Scende l'età media dei contagiati, chi si infetta di più ha tra i 25 e i 26 anni, scende anche quella dei ricoverati per Covid, chi entra in ospedale ha intorno ai 50 anni. Se il virus sta rallentando la sua corsa tra i giovanissimi 12-15 anni, la decrescita sul numero totale dei contagi sembra stia seguendo l'iter inglese. È rallentata la crescita, quindi la velocità con cui i numeri stavano salendo, parlo di nuovi casi, è rallentata, ed è rallentata in particolare in quella fascia di età che si era caratterizzata per un rapido aumento. Nel giorno in cui il numero dei vaccini somministrati raggiunge i 5.550.000, un lavoro lungo già 7 mesi, il dato più confortante riguarda gli over 60. Da metà luglio in poi c'è una importante ripresa, soprattutto delle persone con età maggiore di 60 anni. Quindi abbiamo osservato a partire dal 15 luglio, tra i nuovi vaccinati, una ripresa importante di questa fascia di popolazione. A breve la Regione attende anche l'effetto Green Pass, che ha generato intanto molte prenotazioni. A livello internazionale si moltiplicano le segnalazioni sulla presenza della nuova variante Beta, che però il dottor Mongillo esclude sia arrivata e già sequenziata in Italia. Cambiamo decisamente argomento perché ormai fa parte della storia dello sport italiano la doppia medaglia d'oro che è arrivata solo qualche giorno fa alle Olimpiadi di Tokyo, 2 medaglie inaspettate ma che fanno riferimento alle Fiamme Oro di Padova. La nostra redazione è andata alla ricerca di qualche informazione in più. Il centro sportivo della Polizia di Stato esiste a Padova dal 1954. 2 fino a poche ore fa le vittorie olimpiche nell'atletica, quella di Livio Berruti nei 200 metri a Roma nel 1960 e di Alessandro Andrei nel lancio del peso a Los Angeles nel 1984, più il bronzo di Alessandro Lambruschini nei 3000 siepi ad Atlanta nel 1996. Alle Fiamme Oro un bottino di 2 medaglie olimpiche in un solo giorno nell'atletica leggera è qualcosa di sensazionale. Ma chi sono Marcel Jacobs e Gianmarco Tamberi? A Padova c'è chi li conosce da moltissimo tempo. Marcel Jacobs l'abbiamo conosciuto che aveva 18 anni, è un saltatore in lungo scordinato, però dai grandi piedi, della grande velocità, ragazzo molto timido, introverso. Abbiamo cercato di guidarlo nel suo percorso agonistico, gli abbiamo fatto cambiare allenatore, si è spostato ad allenarsi a Gorizia e poi quando ha deciso di abbandonare il salto in lungo per problemi fisici abbiamo deciso che potesse diventare un grande velocista e questo solo 3 anni fa si è spostato ad allenarsi a Roma con il suo allenatore Paolo Camossi. Sono ragazzi straordinari, al di là dei tatuaggi di Marcel, dietro c'è una persona dal cuore grande, una sensibilità enorme. Io sono sicuro che sapranno anche raccontare la loro storia e i ragazzi li ascolteranno e li guarderanno con attenzione. Ci sono degli aspetti in comune nel carattere tra Jacobs e Tamberi. Gianmarco Tamberi anch'io lo conosco da quando ero bimbo perché io saltavo con il papà Marco e quindi abbiamo condiviso lo stesso sport, la stessa specialità nelle pedane del salto in alto. Jimbo ha un carattere molto estroverso, però anche lui è un ragazzo molto rispettoso, molto educato. Ieri l'abbiamo visto abbracciare Barshim prima della fine della gara, nonostante non sapessero che avessero vinto l'oro, gli vogliono tutti bene. È un carattere estroverso, però ha un cuore grande. Fino a un mese fa Gianmarco Tamberi era tesserato per la ATL Etica di San Vendemiano Treviso. Ora per quella società e per le Fiamme Oro sarà il testimonial di un progetto sociale della Polizia di Stato nelle scuole. Il 10 settembre sarà a Padova. Gianmarco Tamberi che sarà testimonial di un percorso che vuole portare questi ragazzi ad avere una guida, un modello che possa essere di ispirazione anche per incentivarli a fare sport. Tamberi arriverà da Tokyo martedì alle 20:30 a Roma. Jacobs invece rientrerà in patria dopo la staffetta 4% dell'8 agosto. E quindi vedremo se arriveranno ancora altre medaglie con questi atleti in parte padovani. Nel frattempo la notizia è giustamente stata celebrata anche a Palazzo Moroni, nel municipio di Padova. Ma sono 2 ori olimpici innanzitutto storici, questa è la prima cosa che bisogna dire perché insomma
Io credo che i due ragazzi e tutti noi stiamo vivendo delle emozioni pazzesche, ma sono quelle emozioni legate in questo momento, ancora c'hai l'adrenalina di quello che è successo. Non nasconde l'emozione l'assessore Diego Bonavina nel raccontare i due ori olimpici che domenica hanno incoronato anche Padova, capitale dello sport. Perché proprio dalla città del Santo hanno mosso i loro primi successi e a Padova i due campioni torneranno. Ma sì, ne siamo orgogliosi, perché lui la sua miglior prestazione l'ha fatta qua al Colbacchini, e quindi di questo noi ne siamo contenti, perché abbiamo investito su quell'impianto, abbiamo investito su una pista che potesse essere performante, e Jacobs ci ha regalato il primo grande risultato di questo meeting. Adesso abbiamo il 5 settembre, abbiamo la nuova edizione del meeting internazionale di atletica leggera. Vogliamo anche fare dei piccoli lavori sul Colbacchini per renderlo ancora più accogliente, perché insomma io incrocio le dita, però mi piacerebbe averli tutti e due. Jacobs è molto facile che sia qui a Padova, Tamberi aveva degli impegni già assunti, però speriamo, e se non sarà il 5 Tamberi qualche giorno dopo sarà a Padova per un'altra manifestazione. Parlando della vittoria di Jacobs, anche il presidente del CONI Giovanni Malagò apre ad uno ius soli sportivo, idea che non dispiace a Bonavina, che vede nello sport un motore del cambiamento. Questi sono quei classici eventi che in qualche modo danno quei cazzotti in testa ai politici e fanno pensare, cioè sono quelle cose che sono quei risultati straordinari dal punto di vista sportivo che in qualche modo fanno riflettere. Questi sono due testimonial, due persone che possono portare avanti determinate idee. Cambiamo ancora argomento, parliamo di problemi di disabilità, parliamo di un appello che arriva all'amministrazione comunale, in questo caso di Bassano del Grappa, da parte di chi vede una città non ancora a misura di tutti. Un anno fa ci eravamo incontrati con la speranza di rivederci poi a breve, dopo aver contattato dei tecnici che ci potessero dare una mano. Avevamo coinvolto l'associazione Bassano Accessibile, l'amministrazione, e l'idea era quella di coinvolgere anche i commercianti e le aziende del centro proprio per aiutarci a migliorare il tutto. Dopo un anno siamo ancora qui che aspettiamo. A parlare Domenico Riccio, portavoce del PD bassanese, ma soprattutto un bassanese che vuole vedere la sua città a misura di tutte e tutti, con barriere architettoniche ridotte al minimo, se non assenti del tutto. Ma come ormai sta accadendo troppe volte, C'era stata una promessa di attivarsi e fare qualcosa. Per il momento però non ancora nulla di fatto. La lotta alle barriere architettoniche dovrebbe essere una delle priorità non a parole ma a fatti della sindaca Elena Pavane e della sua giunta. Non ci sono scuse a questo immobilismo, dice Riccio. È da più di un anno che aspettiamo per questo tema, ma in realtà sono tanti temi su cui questa amministrazione latita. Capiamo che ci sono i festeggiamenti per il ponte da preparare e i festeggiamenti da fare, però c'è una città che deve andare avanti. Deve andare avanti, ma soprattutto deve essere portato avanti il sogno di Beatrice, la nostra guerriera che tanto ha fatto per la sua Bassano. La sua scomparsa a soli 14 anni non deve far finire tutto nell'oblio, ma è dovere di tutti continuare a lottare per rendere la città ai piedi del Grappa una città davvero inclusiva. Avevamo iniziato questa collaborazione con l'amministrazione proprio quando avevamo sentito dell'episodio della chiesetta dell'Angelo. Ricorderete anche voi, eravamo nel dicembre 2019, Beatrice era stata costretta a non prendere parte al saggio di Natale con i suoi compagni di scuola perché con la carrozzina non riusciva a salire gli scalini della chiesetta dell'Angelo. Una triste vicenda che riportammo nei nostri TG, la cui eco ancora oggi si fa sentire. Lì come PD avevamo deciso di tendere la mano, dire mettiamo da parte le rivalità politiche e lavoriamo per il bene della città. Bisogna dare continuità a tutto quel lavoro e bisogna fare tanto perché l'idea di Beatrice di avere una città inclusiva per tutti non resti soltanto un'idea. Sarebbe uno schiaffo alla memoria di questa ragazzina coraggiosa, uno schiaffo alle tantissime persone che come Beatrice, come Domenico, non intendono rinunciare a vivere appieno la loro città. L'appello alla sindaca Pavane è chiaro. Rendere il centro città, la parte viva della nostra città, accessibile a tutti e non soltanto un privilegio per chi è un normodotato.
Non chiedono la luna, solo un impegno concreto perché la gente è stufa di parole, promesse e fumo. Ci vogliono fatti, tutti insieme, lavorando in squadra, unendo le forze, idee, progetti. È possibile. Sarebbe bello se per una volta la prima cittadina scendesse dal suo piedistallo e ascoltasse chi le chiede di essere davvero la sindaca di Bassano. Per vicinanza geografica e collegamenti importanti passiamo da Bassano del Grappa a Cima Grappa. Queste tombe silenziose ci gridano valori che entrano nel cuore di chi viene a visitarlo, di chi si avvicina a questo sacrario, di chi passa dei momenti qui tra questi gradoni. Ci vuole responsabilità. La responsabilità che dobbiamo avere gli uni verso gli altri, ma soprattutto verso la nostra nazione, il nostro paese, perché sappiamo che questa pandemia ha gli stessi effetti di una guerra mondiale, dal punto di vista dei caduti, dal numero di feriti, dalle ricadute economiche, dai sacrifici che ci vengono chiesti, dalla lontananza che si crea tra le persone. Si è appellata al senso di responsabilità non solo delle istituzioni ma di ogni singola persona. La sindaca di Pieve del Grappa, Annalisa Rampin, in cima al Monte Sacro alla Patria in occasione dell'annuale cerimonia di commemorazione dei caduti delle guerre. Un monte che è simbolo di pace, di inclusione, coesione, sostenibilità e resilienza. Un monte che unì in tempo di guerra e che deve unire ancor più oggi in questo momento di difficoltà globale causata dalla pandemia, come ha ricordato nel suo discorso il generale Figliuolo. Questa ricorrenza ci permette di riflettere sulla vittoria di un popolo che, unito in uno sforzo corale di militari e civili, uomini e donne, settentrionali e meridionali, scrisse un capitolo epico della storia delle forze armate e più in generale della nostra amata nazione. L'eredità lasciata da chi ha sacrificato la propria vita in questi luoghi deve essere ravvivata e tramandata con fierezza, specialmente alle nuove generazioni. A proposito di nuove generazioni, tra i presenti anche i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato al primo campo estivo avviato dall'ANA, che ha visto per un paio di settimane rivivere l'ex caserma Montegrappa di Bassano. Ricordare i nostri eroi caduti, rendere loro omaggio, un senso di condivisione che trasuda da ogni centimetro quadrato del Monte Grappa e del suo sacrario. Toccante e più che mai legata a questo particolare momento storico la preghiera incisa sulla stele, realizzata con una pietra del Grappa, posta ai piedi della Madonnina. Ogni epoca ha le sue trincee, oggi come allora, ovunque proteggi. Monte Grappa non è solo memoria, non è solo commemorazione, insomma ci sono anche altri temi che riguardano il massiccio che ricorda abbiamo anche portato in questi giorni alla vostra attenzione. Si parla di produzioni casearie importantissime perché le malghe del Grappa, pur all'interno di tantissimi problemi, di tantissime situazioni complicate legate a strade che vanno sistemate, legate al maltempo, legate a tantissime contingenze, possiamo dire, però insomma tengono alto una tradizione antica e importante. 25 anni, un quarto di secolo dedicato ai formaggi del massiccio del Monte Grappa. È andata in scena a Malga Campocroce, nonostante una giornata decisamente piovosa, la rassegna dedicata alle eccellenze casearie delle malghe del Grappa. Sul piatto, è proprio il caso di dirlo, il morlacco e il bastardo prodotti da chi tiene viva la tradizione dell'alpeggio in questo meraviglioso angolo di Veneto. Il nostro obiettivo è quello di promozionare e valorizzare queste produzioni tipiche del territorio e in questa maniera indirettamente dare la possibilità ai produttori e anche ai consumatori e visitatori di assaggiare delle eccellenze casearie fatte in malga, fatte con latte della malga, fatte con latte di pascoli, quindi che hanno delle caratteristiche specifiche. Per la cronaca, la gara per il morlacco è stata vinta da Malga Mure di Pieve, seguita da Val dei Foglie di Borso e dall'ex equo di Malga Gasparini di Solagna e Colserai di Borso. Per il bastardo del Grappa ha vinto il formaggio della Malga Cason del Sol di Pieve, seguito dalla Malga Costonda Quinto di Borso e da Malga Meda sempre di Borso. Le forme erano state valutate da una giuria di esperti addetti ai lavori che ha avuto l'onere e l'onore di assaggiare il prodotto delle malghe per decretare una classifica. La festa ha dovuto comunque fare i conti con il maltempo, ma questo imprescindibile appuntamento segna il percorso che produttori e malghesi, operatori e politica devono seguire per dare un futuro a queste eccellenze.
Il 2021, infatti, con tutte le difficoltà che si porta appresso, può e deve diventare un anno di rinascita anche per le malghe del Grappa, un anno di ripartenza. Per noi è fondamentale che il settore riparta. Il settore sta soffrendo in questo momento, specialmente il settore a valle, sta soffrendo perché le materie prime sono schizzate in alto, abbiamo dei costi molto alti per l'alimentazione del bestiame che non vengono compensati dal ricavo della vendita del latte. Ma a mettere i bastoni fra le ruote della tradizione dell'alpeggio sul massiccio del Grappa non ci sono solo le ricadute economiche e sociali dell'emergenza coronavirus. Dobbiamo anche dire che in Grappa quest'anno ci sono dei problemi e questo lo dobbiamo sottolineare. Facciamo appello alle autorità e agli enti pubblici affinché ci sia la possibilità che la viabilità sia sistemata. E il lato est del Grappa con il lato ovest purtroppo è bloccato e quindi le malghe del lato est, che sono 4-5 malghe, stanno soffrendo moltissimo. Scendiamo ai piedi del massiccio del Grappa, andiamo a San Zenone degli Eselini per una disciplina sportiva molto particolare. Si chiama Bocce Ball, si gioca con 2 squadre miste avversarie composte da 3 giocatori ciascuna, 6 palloni per squadra e un boccino. Vince chi manda più palloni vicini al boccino con tiri rasoterra e a rimbalzo. Una nuova disciplina che a San Zenone sta spopolando, tanto che si è svolto per il 3° anno consecutivo il torneo Bocce Ball Sangria. La squadra vincitrice in quest'estate 2021 è stata quella con l'età media più alta, la Civile Protezione, composta dai volontari della Protezione Civile Sanzenonese, seguiti dai Pettirossi FBC e dagli Ignazio. Vediamo anche la cronaca, vediamo come è andato a finire l'inseguimento nei confronti dei rapinatori nell'assalto alla gioielleria di Mogliano. Hanno agito velocissimi andando a colpo sicuro i banditi che alle 4 della scorsa notte hanno assaltato la gioielleria Sinopoli nella centralissima Galleria Avogadro di Mogliano Veneto. In 2, con il volto travisato da passamontagna e armati di mazze e martelli, hanno forzato la porta d'ingresso e nonostante il sistema d'allarme fosse entrato in funzione e fosse attiva la videosorveglianza, in 2 minuti esatti hanno spaccato una decina di vetrine arraffando costosi orologi e gioielli. Poi, probabilmente disturbati, sono usciti salendo a bordo di una BMW Serie 5 con targa straniera condotta da un complice che li aspettava in Piazza dei Caduti. Qui i malviventi sono stati intercettati da una gazzella dei carabinieri che si trovavano in zona ed hanno sentito l'allarme. L'auto dei ladri è partita a tutta velocità percorrendo via Zermanesa fino all'altezza di via dello Scautismo, dove usciva di strada urtando lo spartitraffico. I 3 banditi sono quindi fuggiti a piedi portando con sé il grosso della refurtiva. Dei circa 80.000 euro di bottino infatti sono stati recuperati monili per appena 500 euro. Vane le ricerche dei 3 che sono riusciti a far perdere le proprie tracce. Forse un altro complice li attendeva con un'altra auto. Sull'episodio indagano i carabinieri che hanno acquisito anche i filmati della videosorveglianza della gioielleria e del sistema comunale. La famiglia Sinopoli è notissima. Lo zio era il famoso direttore d'orchestra Giuseppe Sinopoli, scomparso 20 anni fa. La gioielleria di Galleria Avogadro è gestita da Gian Maria e Gian Andrea, i figli di Eugenio Sinopoli, scomparso lo scorso dicembre e protagonista assieme alla moglie di una violenta rapina nel 2006. I banditi, allora erano in 6, lo aggredirono mentre scendeva dall'auto con un intero campionario di preziosi per un valore di 600.000 euro. Ci fu una sparatoria, fortunatamente non ci furono feriti. Quei banditi non sono mai stati presi, dice ora con amarezza Gian Maria, che bambino assistette alla rapina. Questa era l'ultima notizia del nostro Focus TG, un Focus TG che ha parlato di attualità politica, cronaca, emergenza, coronavirus. Abbiamo visto assieme i dati, abbiamo sentito le novità da Padova, abbiamo visto in diretta la manifestazione dei commercianti della Prandina. Come ogni giorno cerchiamo di portarvi più informazioni possibili di quelle che ci arrivano da questo nostro Veneto, che non si è mai fermato e che non intende proprio fermarsi neppure ora in questa fase così complicata della pandemia. Ci arriva un'ultima notizia che riguarda il meteo, perché domani, mercoledì, l'Italia potrebbe essere divisa dal maltempo. A nord
nubifragi, a sud tanto caldo, con punte di 42 gradi per quanto riguarda il meridione, e invece temporali che arriveranno all'inizio dal nord-ovest, che però potrebbero andare a fare danni anche sulle prealpi, sulla zona ai piedi delle catene montuose anche del Veneto. Naturalmente il meteo è sempre preciso, le previsioni meteorologiche sono sempre più precise man mano che ci si avvicina all'evento. Vedremo che cosa succederà domani, saremo sempre qui per raccontarvelo. Vi ringraziamo per essere stati con noi, ringraziamo Fabio Verin in regia, vi diamo appuntamento al TG Bassano, TG Vicenza di questa sera per tutto il resto e vi auguriamo un buon pomeriggio.